Nuovamente collegati con Ore 7, spazio all'ospite di oggi, ce l'abbiamo al telefono, non siamo riusciti a collegarci, problemi della connessione del nostro ospite con la nostra trasmissione via video. Allora abbiamo l'assessore ai grandi eventi di Udine, Maurizio Franz, a cui do il buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora le prime pagine di oggi ai giornali è la presentazione di Friuli Doc dal 9 al 12 settembre, il Comune scommette ancora su questo grande evento di promozione del territorio. Quali saranno le novità, Assessore? Beh, diciamo che l'avvio della bella stagione, l'allungamento delle giornate favorisce tutti gli eventi che possono svolgersi all'aria aperta. E Friuli Doc è senz'altro un evento principe per l'amministrazione comunale di Udine e quindi anche quest'anno dal 9 al 12 settembre si svolgerà questa importantissima kermesse che è una vetrina del settore agroalimentare e artigianale di tutta la nostra regione e che vedrà coinvolte le vie e le piazze principali della nostra città e quindi dal Castello di Udine alla Piazza Libertà, da Piazza 20 Settembre a Piazza Venerio e anche i borghi storici come Borgo Gemona, come Borgo Aquileia e quindi le piazze più importanti. E poi un grande coinvolgimento dell'associazione di categoria e anche di quelli che sono i borghi storici di Udine che tramite Udine sotto le stelle, questa manifestazione che è già partita lo scorso weekend e che ha dato già grande soddisfazione agli operatori della città, ma anche e soprattutto ai tanti visitatori, a coloro che vogliono venire e stare in relativa sicurezza nella città di Udine, poter quindi passeggiare all'aria aperta e quindi con grande attenzione a quelle che sono le norme di sicurezza, soprattutto per l'emergenza Covid che stiamo ancora vivendo, ma soprattutto anche con grande fiducia guardando un po' al futuro perché è partito il piano di vaccinazione in maniera più intensa e quindi finalmente vediamo che un po' alla volta questa morsa di questo terribile virus qua si sta un po' allentando, ma naturalmente il richiamo sarà sempre sul senso di responsabilità di tutti coloro che vogliono partecipare a questi importanti eventi. Quale sarà il piano della sicurezza? Non è che ci troveremo davanti a un'area, per esempio Udine sotto le stelle, di cui lei ha accennato, che magari andrà in un certo modo, piuttosto che il Friuli Doc in un altro, con transenne e quant'altro abbiamo trovato lo scorso anno. Magari qualcuno diceva, sì, io entro in Piazza Duomo ma devo superare i cosiddetti valichi con QR code, ma magari Udine sotto le stelle è un altro tipo di festa. Troveremo due feste diverse oppure una grande festa con un unico piano della sicurezza? Beh, questa è l'intenzione dell'amministrazione quest'anno, è quello di coniugare le due manifestazioni che vedranno da una parte, come dicevamo, più protagonisti alle realtà esterne alla città di Udine, come possono essere le Pro Loco, le associazioni di categoria, con le attività che invece insistono sulla nostra città e quindi bar, ristoranti e attività artigianali, senza creare magari quel disagio che era stato creato l'anno scorso con i Covid Box e che era però indispensabile, essendo la prima edizione durante l'emergenza coronavirus, anche per dare un segnale a tutti i visitatori di quella che era l'emergenza che abbiamo vissuto l'anno scorso. Naturalmente siamo ancora in una fase di pandemia per cui non possiamo allentare quelle che sono le misure di sicurezza e quindi richiamo, come dicevo, a tutti all'osservanza delle prescrizioni, ma nel contempo, a seconda di come evolverà anche la diffusione del coronavirus, potremo anche valutare, assieme al Comitato di Ordine Pubblico, insomma, quindi assieme agli organi preposti, quello che sarà il piano di sicurezza che verrà redatto. Ancora un po' presto, come dicevamo, perché siamo ancora in maggio, la manifestazione si svolgerà ai primi di settembre. Siamo fiduciosi che questo piano di vaccinazione, grazie al grande impulso che è stato dato a livello sia nazionale che regionale, possa produrre tutti i suoi effetti e che quindi la manifestazione si possa svolgere quest'anno con prescrizioni di sicurezza che siano un po' attenuate rispetto al grande rigore della manifestazione dell'anno scorso, però che era inevitabile, come dicevo, essendo la prima edizione in una pandemia che non conoscevamo e soprattutto con un'educazione anche rispetto delle regole
che magari non era ancora patrimonio di tutti. Adesso dopo 15 mesi purtroppo della diffusione di virus siamo un po' tutti molto attenti a queste regole, il richiamo però sarà comunque all'osservanza di queste, perché sarà indispensabile per lo svolgimento della manifestazione. Assessore, oggi compare una lettera nel Messaggero del Comitato Ignorati e Danneggiati che ha scritto a Regione, Prefettura e Questura. Udine sotto le stelle la definisce una sagra pericolosa. Io le chiedo innanzitutto come è andato questo esordio, se è andato tutto a posto, se la ritiene una sagra pericolosa. Cioè, cosa ha da rispondere a questo comitato? Noi li abbiamo anche incontrati, questo comitato, gli abbiamo spiegato anche le ragioni, le motivazioni per cui l'anno scorso è sorta questa importante manifestazione di Udine sotto le stelle, che ha dato una risposta positiva non solo agli operatori che sono stati coinvolti, ma penso anche ai cittadini, perché c'è un bisogno di socialità, di stare assieme nel rispetto delle regole. E quindi guardiamo con grande fiducia anche all'edizione di quest'anno. Quest'anno intanto siamo partiti solo col coinvolgimento di alcune vie della città, quindi Largo dei Pecci e via Poscolle. C'è già la richiesta di adesione anche di altri importanti borghi e vie per il prossimo fine settimana. Il coordinamento che c'è continuo con la questura per quanto riguarda la vigilanza inevitabile e indispensabile proprio per prevenire ogni forma di assembramento è continua, e a me sembra che nel complesso anche questo primo weekend iniziale sia andato bene, anche nonostante il tempo, magari che domenica non è stato particolarmente clemente, quindi naturalmente sarà molto legato alle condizioni meteorologiche, perché il fatto di poter stare all'aria aperta dà maggiori garanzie di sicurezza e anche di successo dell'iniziativa, e poi, come dicevo, sarà comunque un richiamo continuo al senso civico e al senso di responsabilità di tutti noi, perché sappiamo bene, insomma, che la pandemia è ancora in corso, anche se si sta un po' attenuando, e che quindi proprio per impedire che si possa ricreare un clima negativo, insomma, dovrà esserci un atteggiamento da parte di tutti noi. Però ecco, questa possibilità di svolgere l'attività all'aria aperta, insomma, penso che sia una cosa importante non solo per gli operatori, come dicevo, ma per tutti i cittadini ed anche i turisti che un po' timidamente adesso tornano ad affluire in città. Senta, Assessore, le chiedo un'ultima cosa. 15 mesi difficili anche per lei, immagino, quale Assessore ai grandi eventi, poter organizzare qualcosa. Sappiamo che volete riportare i turisti a Udine, anche attraverso delle mostre. Adesso leggo anche sui giornali, torna a Udine Antiqua ogni terza domenica del mese. Quali saranno gli eventi che voi state progettando da qui all'estate diciamo, tenendo conto anche della pandemia, delle vaccinazioni, cosa si può fare e cosa non si può fare? Cosa troveranno i turisti da qui all'estate? Avete progettato, pensato? Beh, come dicevo, cercheremo di organizzare tutti gli eventi che si possono svolgere all'aria aperta, quindi Antiqua, che è questo mercatino dell'antiquariato e delle cose usate che si svolgerà ogni terza domenica del mese per tutta l'estate in piazza Primo Maggio, ma anche la Notte Bianca il 3 di luglio, assieme all'Associazione dei Commercianti, dove la giornata in cui partono tradizionalmente i saldi, per cui ci sarà il concerto all'alba di un pianista, il concerto del risveglio, che ormai è diventato un appuntamento tradizionale per i cittadini udinesi e per i turisti, e ci sarà anche un concerto la sera in castello, proprio per richiamare dei flussi turistici che poi possono portare anche ricadute positive per la città. Ma il grande evento che caratterizzerà la nostra amministrazione e che sarà un grande momento di rinascita per la città di Udine e per il Friuli, sarà la grande mostra di Casa Cavazzini, che vedrà l'inaugurazione il 16 di ottobre, che durerà oltre 6 mesi fino al 27 di marzo 2022, organizzata e curata da Don Alessio Geretti, con un tema, la forma dell'infinito, che, come fa già presagire, non sarà solo un grandissimo evento sotto il profilo culturale ed artistico, perché vedrà la presenza di una settantina di opere dei più grandi pittori, dall'impressionismo fino a Kandinsky
e a Picasso, quindi fine 800 e metà 900, proveniente dai più prestigiosi musei al mondo, ma sarà anche un momento di riflessione e dal punto di vista filosofico, perché seguirà un percorso attraverso questi artisti di ricerca di quello che è uno dei grandi temi che l'essere umano deve affrontare, quindi della finitezza della nostra esistenza e della ricerca dell'infinito che c'è in tutti noi. Quindi un grande momento di rinascita sotto il profilo, come dicevo, culturale, ma anche sotto il profilo economico, per le ricadute positive per tutti gli operatori della città, perché la mostra durerà oltre 6 mesi, ed anche un grande momento di socialità, sempre con grande attenzione al rispetto delle regole legate all'emergenza coronavirus. Grazie Assessore, grazie, in bocca al lupo e buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro.